Ma ha fatto un tampone? Ah, è da oggi che avete cominciato? Sì, mi scusi però devo Sì. portarlo per farlo reagire. Siamo in uno studio di medici di medicina generale in via Ferretto De Ferretti a Vicenza. Qui da oggi, come prevede la normativa regionale che ne ha imposto l'obbligatorietà ai medici di base, si fanno i tamponi rapidi ai pazienti che lo chiedano. Abbiamo già una lista lunghissima di persone perché lei calcoli che dobbiamo screenare i positivi e quindi qualsiasi sintomo possibile, dal mal di gola, temperatura, febbre, tosse o altre cose, vanno screenate. Ma il dottor Peruzzi, già responsabile Covid dell'IPAB di Vicenza, non ha atteso la norma e l'accordo nazionale che prevede anche una somma ad ogni tampone effettuato per aprire lo studio e la possibilità di fare i tamponi. Lui è uno dei tanti medici che aveva già scelto di farlo su base volontaria. Io ho iniziato a fare il tampone su base volontaria dalla settimana scorsa, non da tanto, ma unicamente perché, ecco, come vede la situazione ce lo permette di fare. E sì, il pagamento non era la cosa fondamentale che ci interessava, non è che io sto facendo queste cose per avere i 10-18, quindi quello che sono euro, è che la situazione sta peggiorando. Abbiamo degli indici veramente di contagiosità molto elevati e in qualche modo, se dobbiamo darci da fare, dobbiamo farlo. Una scelta volontaria o obbligatoria che sia, il medico ha fatto un giuramento, quello di curare sempre e comunque un paziente, e Media Nord-Est torna a ribadirlo tanto più in questa situazione di pandemia. Intanto la FIMG, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Vicenza, che non ha siglato l'accordo a Roma, ha un ennesimo incontro e successivamente si ritroverà anche con i dirigenti dello slotto per concordare modalità e luoghi. Ma cosa ne pensano i pazienti? È giusto che siano pagati? No, non trovo giusto che siano pagati perché messi come siamo messi non trovo, insomma. Dovrebbero andare in casa a farlo. Beh, adesso con l'obbligatorietà possono anche andare a casa. E chi va? Ma chi? Quando? Lo dicono? Lo dicono, signora, ma vediamo i fatti.